Buongiorno, ben trovati, buon sabato telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per raccontarvi questa giornata, questo sabato a Nord-Est, primo giorno d'estate. Faremo il punto della viabilità. È un weekend che si preannuncia difficile sulle arterie del Veneto e non solo. Ci collegheremo con Autovie Venete. Poi la cronaca, tantissima cronaca che ci porterà in ogni angolo della regione. Vi racconteremo poi le proteste dei Notav a Vicenza, di una protesta in Prato della Valle a Padova e poi appunto ritorneremo sulla sentenza di ieri, la sentenza sui casalesi a Eraclea. Era vera mafia, una sentenza shock per certi versi, perché riconosce l'aggravante mafiosa che inizialmente in primo grado era decaduta. Ma la cronaca ci porta immediatamente subito dal nostro Lucio Zanato, che è collegato da Treviso, alle porte di Treviso. Si trova davanti alla caserma Serena, l'ex caserma Serena, che come sapete è uno dei più grossi centri di accoglienza a Nord-Est. Proprio nelle scorse ore, ieri sera, una rissa che è stata immortalata da numerosi telefonini, avvenuta davanti ai passanti, ma ci aggiorna su tutto il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, sono, come vedete, davanti alla caserma Bonsignore, l'ex caserma Bonsignore, qui diciamo così a ridosso della città. Siamo lungo la via Zermanesa. E tra l'altro sono con Domenico Piccoli e con il signor Donnarumma, che sono due residenti. Domenico Piccoli lo conosciamo molto bene perché da sempre è sensibile a questo territorio. Tra l'altro mi ricordava prima che sono 10 anni, il 15 luglio sono 10 anni che la caserma è stata trasformata di fatto in centro di prima accoglienza. Sono qui con i residenti perché sia Domenico Piccoli che il signor Donnarumma hanno assolutamente visto, sentito, e non è la prima volta quello che state vedendo adesso nelle immagini, non è vero? Sì, certamente è così, perché non succede la mattina, può succedere il pomeriggio o la sera, comunque succede sempre, non c'è, li lasciano così come le pecore e non si può andare avanti così, perché anche io ho 2 figlie femmine, abbiamo i ragazzi in casa, ieri è stata qua la polizia, però è una cosa che non deve assolutamente succedere, queste cose. Noi, come si dice, è una cosa che purtroppo ci succede sempre e non si può andare avanti così. A me mi dispiace, però sono cose che non devono succedere. Ecco, Domenico Piccoli, lei dice esperienza di 10 anni, qui i numeri non cambiano mai, non calano mai, siamo sempre sulle 500 persone. Sì, devo dire che sta peggiorando la situazione, perché a suo tempo c'erano immigrati africani e bene o male parlavano i loro idiomi e convivevano, pur succedendo fra etnie delle liti. Ora che ci sono anche gli asiatici e i medio orientali, naturalmente le etnie sono molte di più. E pur essendo musulmani si fanno una guerra razziale che ha dell'incredibile, perché non possiamo assistere tutti i giorni all'arrivo di gazzelle, di poliziotti, carabinieri e via di seguito, e noi abbiamo bisogno anche di un po' di tranquillità. Ecco, tra l'altro lei mi diceva che alcuni di questi immigrati lavorano. Sì, lavorano sulle fabbriche e dormono qua, non è giusto, perché se uno ha bisogno, chi ha bisogno c'è tanto di cappello, però chi lavora sulle fabbriche non bisogna che stanno qua dentro, si devono trovare un posto dove andare a dormire e pagare l'affitto come fanno tutti gli italiani onesti. Ecco, per ultimo, Domenico Piccoli, lei mi diceva i volti cambiano costantemente, cioè è un ricambio continuo. Sì, guarda, il cambiamento è normale, perché ti svegli la mattina e vedi i gruppetti che appena arrivati che vanno in città a piedi. Naturalmente 3 giorni e hanno le biciclette, hanno i monopattini, hanno non so che cosa, ma
dove hanno i soldi per comprarsi questo materiale? Ecco, questa quindi è la situazione qui alla caserma Serena e cercheremo di saperne di più per il telegiornale della sera. Intanto a te la linea. Grazie Lucio Zanato, grazie a te e ai tuoi ospiti. Chiaramente ci sono in corso delle indagini da parte della Questura e non potrebbe essere altrimenti. Non si tratta, lo abbiamo appreso dal nostro Lucio Zanato, di un fatto isolato. Fra poco andremo a Eraclea per parlare di mafia e della sentenza di ieri sera della Corte d'Appello, una sentenza che fa discutere perché appunto ripristina l'aggravante mafiosa di cui si era inizialmente parlato proprio per il caso dei casalesi a Eraclea. Ma noi andiamo avanti con la cronaca, un altro caso che ha fatto discutere, ha indignato l'opinione pubblica, il caso Zen, uccise il bandito in fuga dopo l'assalto al bancomat, inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la richiesta di grazia per l'ex guardia giurata Massimo Zen. A presentare questa richiesta la Lega. Una lettera con la richiesta di grazia per Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella, che nel 2017 sparò ed uccise Manuel Maior, il giostraio in fuga dopo un assalto ad un bancomat a Vedelago. Allegato una petizione di oltre 1500 firme. Tutto è stato già inviato in posta certificata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa è partita dal consigliere regionale della Lega, Giulio Centenaro. La petizione con le firme continuerà e nel frattempo spero vivamente che il Presidente della Repubblica accolga positivamente la richiesta di grazia per il servitore onesto dello Stato, che a mio parere non dovrebbe stare in carcere, ma gli dovrebbe essere data una medaglia al merito. Centenario si è recato in carcere per incontrare Zen, condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione. Sono andato a visitare verso il carcere veronese di Montorio lo stesso Massimo Zen, che ho trovato veramente combattivo e molto motivato. Una visita che mi ha lasciato grande emozione sia nel conoscerlo che nel portargli la mia solidarietà in quanto consigliere regionale, ma anche per sollecitare l'amministrazione carceraria a fornirgli le adeguate cure dentali di cui ha bisogno l'ex guardia giurata. Problema sollevato da tempo sia da sua moglie che dal suo avvocato difensore. Zen venne condannato il 19 maggio 2021 con rito abbreviato per il reato di omicidio volontario, poiché è ritenuto responsabile di aver sparato contro la vettura in fuga di 3 malviventi che avevano consumato un furto ad una cassa bancomat, uccidendo il giostraio colpito al capo. La Cassazione aveva confermato la pena nonostante la Procura Generale avesse chiesto di annullare la condanna con rinvio in appello. Si tratta di un'iniziativa che accolgo positivamente, spiega il legale di Zen, l'avvocato Alberto Berardi. Ritengo che l'espiazione che ha già subito, la vicenda sottostante e soprattutto le gravi condizioni di salute che affliggono Massimo Zen in sede carceraria, sede che gli impedisce di fatto di poter usufruire delle cure doverose, siano tutti elementi degni di considerazione per favorire, se del caso, una prosecuzione dell'esecuzione in sede esterna, cosa che gli consentirebbe quantomeno di potersi curare rispetto alle patologie che lo affliggono. Lunedì l'avvocato andrà a trovare Massimo Zen in carcere. Io avevo reiterato molte istanze, almeno 5, all'autorità di sorveglianza per favorire una sospensione dell'esecuzione della pena o una forma di esecuzione esterna che consentisse a Massimo Zen di curarsi, e sono in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria sul punto. Con 2 complici minorenni aveva messo a segno una rapina nel cuore di Treviso, nel negozio Petrin. Una 28enne nomade è stata condannata a 5 anni. Era entrata nel negozio Petrin in vicolo Rialto, nel cuore di Treviso, assieme a 2 minorenni. Avevano finto di essere dei clienti e di voler acquistare della merce, ma poi era scattato il piano. Mentre 2 avevano distratto la titolare chiedendo di vedere alcuni vestiti, il terzo complice ne aveva approfittato per spostarsi dal gruppo e rubarle il portafoglio. Ma la donna se n'era accorta ed aveva tentato di fermarli. Di tutta risposta, i 3, per guadagnarsi la fuga, avevano spintonato e strattonato la titolare. Dopo le
indagini serrate della polizia erano stati identificati. Ora è arrivata la sentenza per la 28enne. La donna nomade residente a Montebelluna pluripregiudicata è stata condannata in primo grado a 5 anni di reclusione. I giudici le hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. L'accusa per lei era quella di rapina aggravata. Il colpo era avvenuto il 7 settembre scorso, in pieno giorno, intorno alle 10 del mattino, in una delle zone maggiormente frequentate dai cittadini. La 28enne era riuscita a fuggire assieme ai 2 minorenni con 150 euro che aveva trovato nel portafoglio. Sotto shock la titolare, che aveva immediatamente allertato le forze dell'ordine. Grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza della zona, i 3 erano stati identificati. La rapina aveva sconvolto i commercianti, esasperati dagli episodi di cronaca avvenuti nella zona, sassate alle vetrine, furti di bici e baby gang. Oggi la sentenza è una risposta importante, ci dicono, a chi viene qui solo per delinquere. Torniamo agli attimi di paura vissuti ieri poco dopo le 14:30 in via Alessia, Nervesa della Battaglia, dove un albero, lo vedete dalle immagini, è caduto su un'auto in corsa guidata da una ragazza rimasta fortunatamente illesa. L'intervento della squadra proveniente dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Montebelluna ha consentito di liberare l'autovettura dal grosso arbusto che ne aveva compromesso la corsa. Sul posto presenti anche i carabinieri. Fatto analogo qualche ora prima nel Padovano, lungo la strada regionale 11 ai confini tra Rubano e Mestrino. Anche qui un albero è caduto finendo su ben 3 auto che stavano arrivando proprio in quel momento. Solo la prontezza di riflessi degli automobilisti ha permesso di evitare una tragedia lungo la strada regionale 11. Erano le 10 quando un albero è crollato sulla carreggiata ai confini tra i comuni di Rubano e Mestrino. Danni ingenti per i veicoli, ma nessuno si è fatto male e questo è quasi un miracolo. Al chilometro 3,75 hanno lavorato i vigili del fuoco con gli agenti della polizia locale per regolare il traffico, sempre molto intenso, e gli addetti di Veneto Strade. Tra i primi sul posto la sindaca di Rubano, Chiara Buson. Avevamo da poco fatto una perizia su tutti gli alberi e temevo che o fosse sfuggito qualcosa o insomma qualcosa di non previsto. L'albero caduto appartiene a una proprietà privata, non appartiene quindi ai fusti recentemente controllati da un agronomo per verificarne la stabilità. La sindaca ribadisce l'importanza di queste operazioni e invita i cittadini a riflettere. Quando gli alberi sono malati o completamente marci, come in questo caso, non è prevedibile la caduta. Se ci fosse stato un motorino o una bicicletta che percorreva quel tratto di strada, oggi staremmo piangendo qualcuno, e invece per fortuna, per tramite delle assicurazioni, dopo un po' di rotture di scatole, tutto si risolverà e sarà solo un ricordo. Quindi sì, tagliare gli alberi non è mai bello, però quando gli alberi hanno finito la loro vita, oppure sono malati, oppure sono a rischio di radicamento, diventano non più una risorsa ma un grave pericolo. Rimaniamo nel Padovano, da dove arriva una storia, quella di una colf che per alcuni mesi ha lavorato in una famiglia e che ha progressivamente derubato di ben 20.000 euro. Nel 2020 aveva rubato numerosi gioielli alla famiglia per cui lavorava come colf in zona Stanga a Padova. La donna, italiana 53enne, aveva sottratto monili per un valore di 20.000 euro che erano custoditi in vari punti dell'abitazione. La polizia di Padova, del commissariato Stanga, aveva indagato dopo la denuncia del furto. Subito aveva insospettito gli investigatori la mancanza di segni di effrazione. I poliziotti, dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime, si erano concentrati proprio sulla donna, all'epoca 50enne, che per alcuni mesi aveva frequentato l'appartamento come collaboratrice domestica. Tempo necessario per carpire la fiducia dei datori di lavoro e scoprire dove fossero nascosti i gioielli. Un lavoro chirurgico, quello della donna, che non ha avuto bisogno di mettere a soqquadro l'abitazione per trovare i preziosi. Ora è stata condannata a 3 anni e 2 mesi di reclusione ed è stata portata alla casa circondariale di Verona.
Sabato difficile a nord-est per quanto riguarda la viabilità, si registrano purtroppo degli incidenti molto gravi. Il primo a Gemona, dove ha perso la vita un uomo di 51 anni che ha sbandato con il proprio scooter ed è finito in un canale. Poi a Latisana, lo vedete dal gazzettino.it, un incidente tra furgone e auto, la monovolume che si ribalta nel fosso. Feriti i genitori e 4 bambini, la mamma è grave. Tra l'altro sempre in quella zona Lignano Sabbiadoro all'alba c'è stato un incendio nella casa vacanze, intossicati mamma, papà e figlia, l'uomo è grave, il rogo sarebbe partito da un materasso. Ma facciamo il punto con il nostro Omar Costantini, il punto sulle strade a nord-est, com'è la situazione in questo primo weekend d'estate. Sì, prendiamo la linea dalla sala operativa per quanto riguarda Autostrade Alto Adriatico per fare il punto della situazione in merito a questo prima, diciamo un antipasto per quanto riguarda poi i giorni più caldi per quanto riguarda questa estate. Allora, direttore, la ringraziamo. Facciamo giusto così il punto per quanto riguarda attualmente il traffico lungo la rete di vostra competenza. Sì, in questo momento il traffico è intenso ma fluido, è proprio un antipasto dell'esodo. Da adesso in poi ci sarà sempre un'escalation per arrivare all'ultimo sabato di luglio, che sarà bollino nero, e anche i primi 2 di agosto. A quel punto ci sarà un po' di calma per la giornata di Ferragosto e poi riprenderà invece il controesodo negli ultimi 2 weekend di agosto. Ecco, possiamo dire che la task force in campo è già pronta, no? In caso d'emergenza. Sì, la task force è pronta, noi siamo pronti durante le giornate di esodo ad avere in campo circa 300 persone, che vuol dire operatori della sala radio, ausiliari della viabilità, tecnici degli impianti. Bisogna considerare che abbiamo molta tecnologia, non si deve guastare, qualche guasto può capitare ma siamo in grado di risolverlo al momento. Certo. Senta, cosa molto importante è che dai primi giorni di luglio verranno sospesi i cantieri, no? Sì, luglio e agosto i cantieri impattanti verranno sospesi. Bisogna dire che abbiamo lavorato molto per innalzare la qualità dell'autostrada, dico solo che nei primi mesi di quest'anno fino ad oggi abbiamo investito solo in asfalti più di 2,5 milioni, avuto 19 cantieri dove abbiamo lavorato in maniera predominante di notte. Quando ci si vede lavorare di giorno e sappiamo che qualche disagio si crea è perché stiamo prolungando i lavori della notte, ma quando è possibile contenerli la notte lavoriamo solo di notte. Senta, cosa importante, si parlava prima anche per quanto riguarda non so, il nodo di Portogruaro piuttosto che la zona di San Donà, no? Ci sono anche aree di Puglia, qualcosa sta emergendo, no? Sì, sono caselli dove noi stiamo lavorando e li stiamo allargando. Proprio per San Donà c'è il problema sicuramente dell'outlet, degli esodi verso Jesolo. Portogruaro è un bypass per noi molto importante, stiamo allargando il casello, e anche Re di Puglia, considerando anche l'importanza dell'aeroporto, stiamo lavorando anche per l'allargamento di quello. Ecco, lei parlava giustamente del bypass A4, A27, dunque la famosa A28 che in caso di emergenza entra subito in funzione. Sì, questi sono percorsi alternativi, soprattutto durante l'esodo, chi arriva da Milano, da Bologna, dalle 2 direzioni, può considerare di fare la 27 e la 28 per bypassare il traffico che si può verificare in A4. Anche quando si arriva invece all'altezza di Villesse, dopo il nodo di Palmanova, si può usare l'alternativa della Villesse Gorizia per andare in Croazia. In questi giorni magari è più lungo, ma in termini di tempo più breve. Ci saranno le condizioni, quando il casello di Liser dovesse aumentare di 6 km la coda, che lo facciamo noi fisicamente insieme alla polizia. Parte proprio una safety car dal casello di Palmanova, dal nodo di Palmanova, rallenta il traffico e obbligatoriamente manderà il traffico per Gorizia. Certo. Senta, per concludere ricordiamo che ci sono anche, oltre alle app, i numeri di servizio in caso di emergenza. No? Sì, c'è
la nostra app Infoviaggiando, il numero verde e ricordo anche i nostri social Telegram e WhatsApp. Bene, grazie direttore, la lasciamo perché so che il tempo, come si dice, è tiranno, e dalla sala operativa di Autostrade Alto Adriatico, qui di Palmanova è tutto, linea allo studio. In ascolto. Questa dunque la fotografia del traffico a nord-est. Noi adesso subito a Eraclea, perché in queste ore tanto si parla di Eraclea dopo la sentenza d'appello emessa ieri sera che riconosce l'aggravante mafiosa. Il caso è quello dei Casalesi. Ci aggiorna da Eraclea il nostro Filippo Fois con Alberto Pivetta. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 e buongiorno a Nadia Zanchina, sindaco di Eraclea. Come ha accolto questa sentenza della Corte d'Appello che ha aumentato e di parecchio anche le pene, riconoscendo l'associazione che ci fosse un'associazione mafiosa che agiva ad Eraclea? Lo ricordiamo che le pene di detenzione sono salite da 216 a 265 anni di carcere, il massimo è stato 30 anni per Luciano Donadio che ne aveva presi 26 e 3 mesi in primo grado e poi 29 anni e 10 mesi per Raffaele Bonanno che in primo grado ne aveva avuti 19, per cui in questo caso la pena è stata aumentata di oltre 10 anni. Beh, l'ho presa non con tanto stupore perché nel corso del procedimento erano emerse delle prove considerate in modo diverso rispetto al primo grado e quindi un po' me l'aspettavo. Naturalmente speravo che l'esito fosse la conferma del primo grado e quindi che ci fosse un'associazione a delinquere di un certo livello, ma non che ci fosse l'etichetta su Eraclea di un'associazione di stampo mafioso. Naturalmente le cose a livello di attenzione cambiano, ma non tantissimo perché l'attenzione era già alta prima, anche perché insomma non si è in una fase di transizione. Perché fino a quando non si arriva al terzo grado di giudizio con una sentenza passata in giudicato vale sempre il principio di garanzia, per carità, però non si ha la chiara e netta sentenza che ci dice effettivamente cosa c'era. C'erano già comunque degli abbreviati che avevano riconosciuto lo stampo mafioso, quindi l'attenzione è sempre stata massima, continuerà ad esserci. Io tengo a precisare per l'ennesima volta che i cittadini di Eraclea sono ben altra cosa rispetto a quello che è emerso nel corso del procedimento, nel senso i cittadini di Eraclea, gli eracleensi sono persone per bene, persone che lavorano, dedite alla famiglia. Naturalmente faccio un appello ai miei cittadini che se vedono qualcosa, qualsiasi cosa che può creare il loro sospetto, che si rivolgano alle forze dell'ordine per segnalare. Non vuole essere il mio un allarmismo naturalmente, però vuole essere un porre l'attenzione su fatti che comunque in qualche modo hanno segnato la comunità dal 2019, per fatti accaduti però dal procedimento del 2009, quindi già nel 2005, 2000 e 2006 questi fatti, leggendo gli atti, erano in qualche modo presenti, quindi qualsiasi cosa segnalare. Quello che sia allarmismo perché si parla di estorsioni, usure, rapine, traffico di stupefacenti, traffico di armi da guerra, intimidazioni nei cantieri edili. Com'è possibile che in un paese così piccolo capitino cose del genere in Veneto nel 2025? E c'era un sentore in paese che stesse capitando qualcosa? No. Fino a quando c'è stato il 2019 il sentore non c'era, o quantomeno non era assolutamente evidente. Io credo che si sia sviluppato più all'esterno che all'interno di Eraclea, perché basti vedere, Eraclea non ha avuto questo grande sviluppo economico, questi grandi palazzi. Eraclea adesso inizia un po' una fase di sviluppo, però non ha grandi cantieri o grandi opere prima del 2019, quando ci sono stati gli arresti. È comunque una situazione da non sottovalutare, perché se si parla di infiltrazioni mafiose non è detto che operano nel territorio, non conoscono il confine, in questo caso del Piave, visto che abbiamo il fiume Piave. Naturalmente ci deve essere una sinergia un po' di tutte le forze, non solo politiche, o meglio, la politica fa, ma la sinergia la dobbiamo fare con la prefettura, con la procura, quindi la magistratura e con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Si parla spesso di infiltrazioni mafiose in Veneto o di radicamento della criminalità organizzata in Veneto. Che lezione arriva da Eraclea, da questa vicenda per la nostra regione, e da domani come proseguirà la sua attività amministrativa?
La mia attività amministrativa proseguirà esattamente come è iniziata 4 anni fa ed è stata riconfermata poco meno di un mese fa, nel senso lo sviluppo di Eraclea è uno dei miei obiettivi principali, perché Eraclea è un paese che ha molte potenzialità da sfruttare, quindi dal punto di vista amministrativo cambierà nulla, perché comunque l'attenzione c'era, l'attenzione da quando ci sono stati io da quando sono stata eletta nel 2020. Ho detto che è più difficile dopo questa cosa ha paura che ci siano delle ripercussioni, per esempio per la ricettività turistica, per l'attrattività del turismo? Io questo è quello che mi spaventa di più, cioè l'immagine che ancora una volta avevamo cercato di costruire, di rimettere in piedi, viene ancora una volta danneggiata da un procedimento nel quale non si tratta di associazione di un determinato livello di criminalità, ma di associazione di stampo mafioso, quindi una tra le prime in Veneto, almeno a livello di procedimento. E quindi la mia preoccupazione a livello di immagine c'è. Su questo io continuerò a lavorare per far vedere che Eraclea è un'altra cosa, che Eraclea ha la stessa dignità e merita la stessa dignità dei paesi a noi vicini, quindi del resto del litorale e del resto delle località. Naturalmente infiltrazioni, queste persone vanno dove c'è economia. Non abbiamo più una mafia con la lupara o una mafia dove ci sono persone che si ammazzano in strada. È molto più sottile, si parla di una mafia di colletti bianchi, quindi dobbiamo stare attenti soprattutto laddove ci sono appalti, dove ci sono interessi economici e il Veneto è una buona fonte di reddito, insomma il Veneto è uno dei paesi insieme alla Lombardia che si sta sviluppando e ha uno sviluppo che continua da anni ed è sempre in progressione, quindi l'attenzione deve essere tutta e la vicinanza da parte degli organi superiori deve essere data da tutti, cioè il fatto di sapere che anche il governo nazionale, Giorgia Meloni, sta mettendo in campo delle normative, basti pensare anche al decreto sicurezza, sta mettendo in campo tutto quello che può per contrastare questo fenomeno, è una cosa che comunque fa piacere, perché noi ci sentiamo in qualche modo abbandonati. Questo dei colletti bianchi fa venire in mente che alla presentazione dell'anno giudiziario il procuratore avesse detto di Venezia proprio il fatto che era stato ordinato dall''ndrangheta di stare calmi in Veneto. Se ci sono degli screzi si risolvono in Calabria, ma in Veneto bisogna rimanere sotto traccia. E le faccio quest'ultima domanda: è un campanello d'allarme quello che è accaduto a Eraclea? Vale a dire che un comune piccolo e molto tranquillo, di gente pacifica, sia stato preso come base da un'organizzazione mafiosa, diciamo che dà un campanello d'allarme a tutta la regione, per cui non si tratta di un fenomeno che riguarda Eraclea e il suo tessuto sociale, si tratta di un fenomeno che riguarda la pericolosità di certe infiltrazioni in tutta la regione. Ma guarda, io credo che certi fenomeni si sviluppano proprio laddove il paese non dà sospetti. Cioè Eraclea non è mai stata calcolata da nessuno, perché comunque è un paese che non si è sviluppato ancora, è un paese insospettabile, quindi probabilmente il terreno fertile almeno trova, non che ci siano dei fatti particolarmente gravi che succedono a Eraclea, però la base può essere questa, proprio perché è insospettabile, quindi l'attenzione va fatta anche nei piccolissimi comuni. Bene, allora chiudiamo magari con l'invito di venire a Eraclea, non lasciamo che queste vicende dolorosissime poi prendano il sopravvento anche sull'economia locale, che è fatta da tante brave persone che ogni giorno si rimboccano le maniche in maniera onesta. Io ringrazio il sindaco Nadia Zanchin e restituiamo la linea allo studio. Grazie Filippo Fois con Alberto Pivetta da Eraclea con la sindaca Zanchin. Noi ritorniamo alla cronaca. È stata arrestata dai carabinieri in un parcheggio di Piove di Sacco Arianna Orazzi. Ieri la Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna all'ergastolo per l'omicidio della madre la vigilia di Natale del 2020. I carabinieri si erano presentati alla porta della sua casa di Monbaroccio nelle Marche, ma non l'avevano trovata.
Arianna Orazzi, 53 anni, è stata rintracciata nel parcheggio del centro commerciale Piazza Grande di Piove di Sacco dai militari della locale compagnia che l'hanno arrestata perché deve scontare una condanna all'ergastolo per omicidio della madre avvenuto in pieno Covid alla vigilia di Natale nel 2020. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva passato la notte in una struttura ricettiva della zona in compagnia di un uomo. Arianna Orazzi è stata fermata nella serata di giovedì a bordo di un'auto mentre avrebbe tentato vanamente di sfuggire ai controlli sdraiandosi nel sedile posteriore. La donna è stata accompagnata in carcere a Venezia. Il 19 giugno la sentenza di condanna all'ergastolo è diventata definitiva dopo la decisione della Corte di Cassazione. Era il 24 dicembre del 2020 quando la madre, Rosina Carsetti, 78 anni, era stata trovata morta in una villetta di Montecassiano a Macerata. Il marito dell'anziana, la figlia e il nipote avevano detto di essere stati sorpresi in casa da un rapinatore. Le indagini dei carabinieri di Macerata avevano invece ricostruito un quadro dal quale emergeva come l'anziana fosse stata vittima dei familiari. Dopo un'iniziale assoluzione in primo grado, è stata la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, poi confermata in Cassazione, a condannarla all'ergastolo. Il legale della Orazzi ha puntualizzato che la donna non sarebbe stata in fuga, ma stava andando a costituirsi. L'epilogo quindi a Piove di Sacco. Noi rimaniamo nel Padovano per l'addio a Fatos Cenai, il 58enne ucciso da un proiettile che lo ha raggiunto alla testa, lo ricorderete, a Fontaniva, nel centro Nicolini del comune. Il saluto laico della famiglia e degli amici. Riposerà nel cimitero di Fontaniva, nel paese dove vivono la moglie, i 2 figli, le amatissime nipoti Fatos Cenai, il 58enne di origine albanese morto 10 giorni fa dopo che un proiettile lo aveva colpito alla testa mentre domenica 8 giugno stava andando al lavoro in una fattoria didattica del comune con il suo triciclo. Un giallo su cui indagano i carabinieri che non ha ancora nessuna spiegazione. La famiglia accanto alla bara, coperta di rose bianche e rosse, è il silenzio ad accompagnare un saluto composto ma carico di commozione. Un saluto al quale alla spicciolata si aggiungono gli amici di Fatos Cenai e della famiglia. Lui era arrivato in Italia dall'Albania, dove era agente penitenziario, 3 anni fa. La figlia vive qui da tempo e a Fontaniva era stata raggiunta prima dalla mamma e dal fratello. Una famiglia bravissima, dicono i cittadini di Fontaniva, che ringraziano mamma e figlia per la cura che hanno avuto dei loro cari in difficoltà. Un uomo bravissimo, dicono anche di Fatos. Silenzioso e riservato, Fatos Cenai era ben voluto. La morte? Una pazzia, qualcuno ha voluto provare un'arma, ripetono alcuni. Nessuno crede possa essere stato un cacciatore. Un'indagine difficile, neppure l'autopsia sul corpo del 58enne ha rivelato particolari fondamentali. Salutato dal parroco di Fontaniva, don Andrea Mazzon, adesso Fatos Cenai riposerà nel cimitero del paese dove i suoi cari vivono e dove aspetteranno insieme, come insieme hanno trascorso questi giorni difficili, di capire il perché di una morte che per ora non ha alcun motivo. Torniamo a parlare della frana di Cancia, Borca di Cadore, andiamo quindi nel Bellunese. Torniamo al momento esatto, domenica notte, quando la frana si è staccata e ha invaso l'abitato di Cancia. Un video trapelato nelle scorse ore mostra il momento esatto in cui l'onda di detriti raggiunge l'abitato. Lo vedete, è un'immagine davvero impressionante. Chiedo alla regia, abbiamo il servizio, abbiamo solo le immagini per capire, che così proviamo a vedere, perché forse possiamo e siamo in grado di mostrarvi e di farvi sentire anche delle testimonianze importanti. Quindi abbiamo anche il servizio, possiamo mostrarlo. Allora vi mostro il servizio realizzato da Stefano Bozzi proprio con le immagini di questa frana, immagini davvero impressionanti.
Eccola la frana che domenica notte ha travolto l'abitato di Cancia di Borca di Cadore. In queste immagini impressionanti pubblicate su Facebook da Nives Milani si vede il momento esatto in cui la furia dell'onda detritica si abbatte sulla frazione cadorina ai piedi dell'Antelao, isolando le case e ricoprendo strade e cortili di massi e fango. Siamo stati invasi da 70.000 metri cubi. I vigili del fuoco ci hanno aperto le porte perché eravamo tutti chiusi in casa da questi macigni. Una manciata di secondi, tanto è bastato alla forza devastatrice della montagna per cambiare il volto del paese, ed è un mezzo miracolo che nessuna persona sia rimasta coinvolta. Ad oggi sono 7 le famiglie evacuate dalle loro case, almeno finché non sarà completato lo svuotamento delle vasche a monte dell'abitato. Intanto si continua a ragionare ad una soluzione definitiva, nella certezza che quell'imbuto detritico da secoli responsabile di frane e colate talvolta mortali non cesserà di incombere sull'abitato di Cancia. Una serie di azioni da attuare subito a brevissimo termine, come lo svuotamento delle vasche di accumulo, della cosiddetta piazza di deposito, della manutenzione della briglia, cioè il ripristino della briglia. Poi queste opere di contenimento del detrito dovranno essere ampliate, dovranno essere previste anche delle nuove, deve essere ripristinato il sistema di allertamento e reso completamente automatico, ma a questo bisogna stare attenti perché un sistema di allerta con tempi di preavviso così brevi può anche causare l'effetto opposto, cioè causare panico fra la popolazione e effetti irrazionali di reazione. E questo è un tema molto urgente da affrontare. Ritorniamo alla cronaca fra poco. Prima dobbiamo darvi conto di una bella iniziativa di solidarietà. È un sabato di mobilitazione a Treviso per le persone più fragili, per le nuove povertà. Ci racconta tutto da Treviso la nostra Elena Dal Forno con Francesca Pezzo per la parte tecnica. Buongiorno Elena. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo con Maria Rossetto, che è la titolare dell'Osteria Alloro, che da molto tempo già ha pensato una iniziativa solidale per le persone un po' più fragili, un po' più disagiate. Ce la vuole raccontare, signora Maria? Sì, diciamo che ho iniziato prima del Covid e poi, essendo il Covid, ho aspettato un po' di anni. Nel 2023 ho riniziato ancora, dargli da mangiare quelli che non hanno come noi, diciamo così, e trovo una bella cosa, mi fa piacere dargli da mangiare, mi sento bene, mi sento appagata di far felici delle persone che per meno una volta sono sedute a tavola e gli diamo da mangiare e parlano e almeno fanno qualcosa di carino. Ecco signora, quante persone aspetta oggi a pranzo qui? Beh, adesso ne sono arrivate 7-8, comunque abbiamo deciso da mezzogiorno e mezzo fino all'1:30. Sono, almeno mi hanno detto che arriveranno 30 persone e allora le aspetto e mano a mano che arrivano gli diamo da mangiare. Ecco, che cosa ha preparato? Ci vuole dire il menù? Certo, allora ho preparato la pasta col pomodoro, la pasta col ragù, poi delle scaloppe al limone e dei formaggi, perché ci sono gente che non mangia la carne, di conseguenza è brutto lasciarli senza mangiare, allora ho fatto un menù e poi ci sarà il dolce come finale. Beh, mi sembra benissimo e siamo qui anche con Federico Bellotto dell'associazione Keystone, che invece poi questa sera avrà un'appendice serale in piazza Pio X a cui tutti sono invitati a partecipare. Corretto, dunque una bellissima iniziativa questa di Maria, non poteva che però necessitare di manovalanza, quindi noi come associazione Keystone ci siamo posti per dare una mano a livello logicamente volontario e soprattutto facciamo da tramite con quello che sarà poi il destinatario dell'evento benefico di questa sera. Questa sera in piazza Pio X, San Pio X, ci sarà spiedo, ci sarà musica, ci sarà birra, ci sarà la possibilità di fare un po' di festa, ma soprattutto con un intento e un obiettivo che è quello solidale. L'intento e obiettivo solidale è quello di aiutare un gruppo di medici e di infermieri volontari che utilizzano le loro ferie, le loro vacanze per andare nelle zone più disagiate del mondo ad apportare la loro importantissima opera d'aiuto. E in questo caso possiamo dire che qualsiasi
aiuto a loro pervenga è il più importante, perché davvero ha uno scopo mirato e concreto. Ecco Cristian, ti faccio rivedere la locandina dell'evento. Questa sera, quindi dalle 18 alle 24, tutta la cittadinanza è invitata a Piazza Pio X per essere solidale con questa grande missione per i medici nelle zone calde del mondo. E ti restituisco la linea. Grazie davvero Elena Dal Forno con Francesca Pezzo, grazie ai suoi ospiti, quindi insomma abbiamo detto bene, un sabato di mobilitazione a Treviso nel segno della solidarietà. Ringrazio dalla regia Renato Capoi, al comando con Marco Gagliazzo. Adesso ritorniamo a Padova con Francesco Ratai per la protesta del comitato pro Prato della Valle Rinasce, che dopo 2 anni di proposte dice di essere ancora inascoltato. Francesco Ratai con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Siamo in Prato della Valle, con me 2 membri del comitato pro Prato della Valle Rinasce, con il presidente Sebastiano Arcoracci, perché ci hanno chiamato per lamentare una situazione che si protrae da troppo tempo. Già alcuni mesi fa il comitato aveva fatto delle proposte per il comune di Padova, delle proposte per un restyling dell'area e per supplire i disagi che i cittadini e i commercianti vivono in quest'area. Ecco, le loro proposte sono rimaste lettera morta, giusto? È esattamente così. Eppure noi è da 2 anni che stiamo dietro all'amministrazione, che abbiamo avuto anche dei contatti, degli incontri, anche col sindaco Giordani, con l'assessore Colasio, col vice sindaco Michalizzi, e abbiamo addirittura proposto un progetto di massima per il restyling e il rilancio di quest'area, che è un'area fra le più belle d'Europa e che però, tranne alcune manifestazioni e il mercato naturalmente settimanale, spesso è completamente deserto. Un'area come questa, che se l'avesse qualche altra città in Italia ne farebbe tesoro, e invece assistiamo a un manto che è pieno di buche ed è fonte di isola di calore, specialmente in estate. Se noi andiamo a misurare adesso ci saranno a livello del terreno 50 gradi e quindi la prima delle cose che avevamo chiesto è il rifacimento del manto con materiale ecocompatibile, come hanno fatto in altre città internazionali, come hanno fatto in Inghilterra, come hanno fatto in America. Abbiamo suggerito questo, abbiamo suggerito ad esempio di rifare l'impianto di illuminazione, perché nella zona nord, verso l'ex Foroboario, di notte, di sera, non si vede nulla, è buio e quindi è anche un momento di pericolo, per esempio, per le persone che volessero attraversare questo tratto, neanche ci pensano. Abbiamo pensato di incrementare il verde, abbiamo pensato di fare delle manifestazioni, per esempio una rassegna d'arte, per esempio una sfilata di moda, iniziative culturali. Finora nulla, finora abbiamo silenzio dell'amministrazione, che non ha neanche messo in bilancio €1 per Prato della Valle. Ecco, i fondi che voi chiedete non sono pochissimi, ma non sono neanche tantissimi, no. E soprattutto si potrebbe sfruttare il bonus arte, l'arte bonus, per raccimolare ulteriori fondi. Sì, esatto, e questo è stato l'ultimo incontro dove si era appunto giunti a questa possibilità, purché il Comune facesse una piccola variante al PRG dove si attesta che questo è un bene di interesse culturale, e difatti è. Prato della Valle è considerato un bene di interesse culturale, tant'è che il sovrintendente ci mette spesso lo zampino. Però ad oggi non abbiamo avuto neanche questo, perché se non c'è l'interesse culturale, quindi questa piccola variante nel PRG, noi non possiamo chiedere, il Comune non può chiedere al Ministero che questo per accedere appunto ai fondi dell'arte bonus, che è quello che continuiamo a chiedere, ma ripeto, finora c'è il silenzio.
E ancora più calda si preannuncia l'estate a Vicenza per l'apertura dei cantieri della TAV, i cantieri dell'alta velocità. Oggi la protesta di una cinquantina di residenti che hanno sfilato in bicicletta, con loro c'era Daniele Garbin. Siamo al Bocciodromo, in questo momento sta per partire la biciclettata di un'iniziativa, una manifestazione. Com'è Angela Rotella? Ecco, che ci spiega un po' cosa succederà in questo momento. Allora, l'idea è quella di fare appunto una biciclettata e andremo ai cantieri del TAV che sono attualmente attivi, sono attivi da un po' di mesi, e faremo una affissione con un messaggio che abbiamo preparato insieme al collettivo di Bologna CIP. Ho capito, allora ricordiamo che questa è un'iniziativa a cui è stato annunciato nella seconda settimana di luglio, i cantieri entreranno nel vivo a Vicenza. Questa è una zona che sarà interessata tra le prime, ricordiamo il Bocciodromo e la parte del Parco Lanerossi sono destinati ad essere comunque ridimensionati, in questo caso abbattuto per lasciare posto alla TAV, e in questo momento è occupato. Ecco, è importante dare un segnale, vero? Sì, allora l'azione di oggi appunto, che è accompagnata dal collettivo CIP, che ci dona questa frase: nel conflitto c'è la cura, per noi è un messaggio importante per far capire appunto che la nostra opposizione all'alta velocità è un gesto d'amore verso la nostra terra. Diciamo no all'inquinamento del suolo, di aria e acqua, però diciamo di sì ad una giustizia che parte dal basso, ad una comunità che si fa voce. Noi siamo una comunità desiderante che vuole difendere questa città. Perfetto. Allora, noi sappiamo che sono stati anche annunciati un calendario dei lavori, vi farete sentire da qui in avanti, ecco, ci saranno anche modo avete intenzione di fare delle iniziative? Qualcuno è anche preoccupato del vostro intervento. Allora, no, prima di tutto ci sarà una fiaccolata il 1° luglio, martedì 1° luglio alle 20:30, invitiamo tutta la cittadinanza a Piazza Castello, faremo una fiaccolata e il tema, diciamo, lo slogan della manifestazione è: l'indifferenza ci toglierà l'aria, proprio perché noi abbiamo consapevolezza del fatto che la città non vuole questa opera, un'opera che, come abbiamo detto, anche attraverso il contributo scientifico di ingegneri, di dottori forestali, di dottori in scienze ambientali, ha un impatto ambientale sul territorio e sulla salute molto importante in termini di inquinamento aria e acqua, ma abbiamo anche l'idea che la città non si renda ancora conto di quello che significherà avere i cantieri ferroviari e stradali per 15 anni sotto casa. Quindi l'invito è: venite tutti il 1° luglio per essere numerosi e per dimostrare alla città, al Consiglio Comunale, che non siamo né pronti né vogliamo questa opera. Così il popolo no TAV a Vicenza. Noi ritorniamo alla cronaca. Sequestrate dalla Guardia di Finanza di Treviso 13 tonnellate di gas refrigerante che provenivano dalla Cina. Si tratta del più grande sequestro in Italia di questo materiale, attualmente fuori legge, altamente inquinante, appunto dichiarato fuori legge dal 1° gennaio di quest'anno. Parliamo di 13 tonnellate di gas refrigerante che sono state intercettate da una pattuglia impegnata in un controllo nei pressi dell'area autostradale di Roncade in direzione Milano. Si tratta del sequestro più rilevante a livello nazionale, tenendo conto dei fermi su strada. Il gas refrigerante non rigenerato, stoccato in 1360 bombole, veniva importato a 5 euro e rivenduto ad 80 euro al chilo e avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. La sua destinazione è quella di essere venduto sotto banco ad impiantisti di prodotti di condizionamento e refrigerazione, nonostante la sua illegalità. Il gas refrigerante che abbiamo sottoposto al sequestro dal 1° gennaio 2025 non può più circolare nel territorio comunitario in forma pura, questo per un espresso divieto disposto da un regolamento comunitario. Merce che in teoria era destinata al mercato arabo, ma che i finanzieri hanno scoperto in realtà viaggiasse in direzione Campania.
Germania, anche grazie alle nuove tecnologie. Nel corso del controllo dei documenti esibiti dal conducente è emerso che in realtà il luogo di destinazione era in provincia di Salerno. L'esame del navigatore satellitale che riportava come destinazione non il porto di Dunkerque in Francia, ma la provincia di Salerno. È scattata quindi la denuncia per contrabbando ed il sequestro del materiale inquinante ora viene custodito in attesa di essere smaltito. Per lo stoccaggio e lo smaltimento di questo gas refrigerante ci siamo avvalsi di asso frigoriferi che ci sta coadiuvando nelle operazioni. Presentata Casa Rotary Luce per le donne vittime di violenza, è la terza struttura inaugurata dal 2023. Intanto la presidente del centro antiviolenza Telefono Rosa torna sul caso che ha creato una vera e propria ondata di indignazione a livello nazionale della canzone scritta da un giovane detenuto per femminicidio al carcere minorile di Santa Bona Treviso, canzone che è finita sui social. E abbiamo incontrato questi ragazzi, perché non c'è solo questo ragazzo. Ovviamente noi non conosciamo, non sappiamo chi ha fatto cosa. Ci siamo resi conto di come la violenza assistita faccia dei danni spaventosi. A me che un ragazzo scriva una canzone, un rap, dove racconta, dove mette tutto il suo disagio e il suo dolore, lo trovo un modo eccezionale per rappresentare quello che è. Lì dentro, come presidente del centro antiviolenza, io potevo solo ascoltare e accogliere il ragazzo che raccontava la sua esperienza senza giudizio. Stella Di Bartolo, presidente del centro antiviolenza Telefono Rosa, racconta di quella canzone ascoltata durante la visita nel carcere minorile di Treviso lo scorso 25 novembre e dell'incontro con l'autore, un giovane rap. Il brano è quello al centro delle polemiche perché, prodotto in cella e finito sui social, a scriverlo il killer di Michelle Causo, la 17enne romana che nel giugno 2023 venne prima uccisa, poi abbandonata su un carrello della spesa tra i rifiuti. Video e testi che, ha chiarito il Dipartimento della Giustizia, non sono stati postati direttamente dal giovane detenuto, ma la famiglia della vittima, indignata per la vicenda, ha deciso comunque di presentare esposto. È legittima la sua... è legittima, non ho nulla da dire su questo, credo che sia anche umana. Però quella è la sua espressione, ogni considerazione la lasciamo ad altri. Capire il passato spesso fatto di violenze di chi commette reati contro le donne è uno dei primi passi per combattere il fenomeno che dai dati del centro antiviolenza Telefono Rosa è in continua drammatica ascesa. Il 2024 si era chiuso con 370 contatti, 255 presi in carico, 150 nuovi ingressi e il bilancio 2025 dai segnali di questi primi mesi sarà destinato ad aumentare. 2025 diciamo che è partito col botto, già alla fine del mese di dicembre abbiamo cominciato a mettere più o meno una volta una donna alla settimana in protezione. Ad accogliere le donne che decidono di uscire dall'incubo della violenza per rifarsi una nuova vita arriva ora Casa Rotary Luce, ricavata da un immobile messo a disposizione dalla diocesi di Treviso. Si tratta della terza casa inaugurata negli ultimi 3 anni. Nelle prime 2 sono state accolte 13 donne per una permanenza massima di 6 mesi. È uno spazio dove loro per 6 mesi possono guardarsi un po' attorno, toccarsi per capire che ci sono, che la loro identità c'è. Durante i 6 mesi nelle case rifugio per le donne inizia la ricerca di un lavoro e soprattutto di un'abitazione che rappresenta il problema principale che si trovano ad affrontare le vittime di violenza. Dal centro di Telefono Rosa un appello ai proprietari di immobili. Immettere nel mercato delle possibilità di prendere in affitto delle case con canoni di locazione adeguati che rendano possibile alle donne che magari hanno anche dei figli di poter vivere dignitosamente. Io vi rimostro, prima di andare in pubblicità, le immagini relative alla
violenta rissa che si è registrata ieri sera attorno alle 20 davanti alla caserma Serena, il centro di accoglienza che si trova tra Casier e Treviso. 4 le persone coinvolte, almeno 4 perlomeno nell'alterco più violento, anche se nelle immagini vedete molte più persone. Una zuffa che pare essersi scatenata perché uno tra loro non era autorizzato a entrare nella struttura, quindi un alterco che è degenerato in una maxi rissa che poi è stata ripresa anche da diversi passanti. Residenti che sono esasperati, ci siamo collegati in apertura con il nostro Lucio Zanato, che parlano di risse frequenti, di episodi violenti che si stanno moltiplicando nelle ultime settimane. Questa sera tra l'altro vi faremo sentire anche altre testimonianze. Per calmare gli animi sono dovuti intervenire gli agenti delle volanti della Polizia di Treviso, al vaglio la posizione degli ospiti coinvolti, alcuni dei quali potrebbero essere anche denunciati. Chiaramente le indagini sono in corso, si stanno visionando anche i video social che vedete, quindi ripresi dai telefonini di residenti e non solo esasperati. Si è innescata ovviamente una polemica politica con diversi interventi anche di consiglieri comunali. C'è chi chiede anche la chiusura della caserma Serena. Chiaramente torneremo a darvi conto di quello che è successo nel corso dei nostri telegiornali. Solo dei flash dal Gazzettino.it. Vedete che il Gazzettino nella sua versione online apre con quello che ci siamo detti prima, sostanzialmente la frana Borca di Cadore, droni e dinamite, ora l'allarme sarà automatico, con il geologo che dice qui si è costruito in zone a rischio. Fa ancora discutere la frana di domenica, non potrebbe essere altrimenti, visto il disastro e vista la tragedia sfiorata. E poi ancora vi ricordo un sabato, un fine settimana da bollino rosso sulle autostrade, sulle strade a nord-est, così a Gemona del Friuli. Un uomo è morto questa mattina a bordo del suo scooter che ha sbandato ed è finito nel canale. E poi appunto un altro fatto grave, un altro incidente grave alla Tisana, incidente tra furgone e auto, la monovolume si ribalta nel fosso, feriti i genitori e 4 bambini, la mamma sarebbe grave. Ritorniamo fra un minuto esatto, abbiamo ancora molto da raccontarvi. Tra l'altro ci soffermeremo sullo sciame sismico che sta investendo la zona del Vittoriese. Ci collegheremo con il sindaco di Revine Lago, Massimo Magagnin, che sta redigendo un vademecum. Poi qui in studio un altro sindaco che è diventato addirittura spazzino. Perché? Perché non ci sono più operai comunali e la carenza di manodopera nei municipi ormai è cronica. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato a nord-est, come sempre denso di notizie. Lo abbiamo fatto anche collegandoci con Autostrade Alto Adriatico. Weekend da bollino rosso, si sono già registrati degli incidenti anche mortali purtroppo nella mattina a Gemona del Friuli, poi un incidente grave anche alla Tisana. Ci sono degli incidenti fortunatamente non gravi anche sul territorio trevigiano, ma vi daremo tutti i dettagli nel corso delle prossime edizioni. Siamo stati a Vicenza per la protesta Notav, a Padova per la protesta dei residenti di Prato della Valle e siamo stati poi a Eraclea con la sindaca Nadia Zanchina all'indomani della sentenza che ha riconosciuto l'aggravante mafiosa per il processo ai casalesi. Questa è la fotografia di giornata, ma c'è un altro fatto che sta popolando sui giornali, insomma un fatto di cui si parla. È stato già definito il sindaco spazzino. Qui con me Arnaldo Pitton, che voi tutti conoscete, un sindaco storico della Marca, un volto molto conosciuto. Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza. Sindaco, in queste ore in tanti stanno parlando di lei perché lei si è prodigato a spazzare il piazzale del municipio. Manca manodopera, mancano operai. Che cosa succede a Meduna di Livenza?
Tanto grazie a voi, è un invito ai telespettatori. Beh, guardi, se questo nominativo, questo soprannome sindaco Spazzino non mi dà assolutamente nessuna vergogna, anzi mi dà orgoglio, perché è un mestiere anche questo duro e difficile che si fa lungo le strade e lungo il territorio, anche con grandi sacrifici. A dire la verità non è che abbia spazzato, sì, in parte sì, diciamo il mio piazzale è il municipio, che ricordo è un municipio importante dei nobili Michele Loredan, ora sede municipale, ma si tratta di una villa veneta storica importante e ne siamo orgogliosi, quindi ha un aspetto anche esteriore molto importante. Era da tempo che il piazzale, insomma, ecco, in marmo, con decori e quant'altro, era col muschio sporco e tutto quanto, e in prossimità anche di eventi che facciamo solitamente proprio nel piazzale, approfittando di questo parco municipale straordinario, era sporco. Ho un operatore ecologico solo, Spazzino, Stradin, come che disegno altri, solo, che è bravissimo, ha già un sacco di robe da fare, quindi gli ho chiesto: guardate, preparatemi l'idropulitrice e il piazzale me lo pulisco io. E ciò che ho fatto un mesetto fa circa, me lo sono pulito, non è venuto proprio bene, devo anche ripassarlo. Non è proprio soddisfatto? Non sono proprio contento, e quindi dico lo rifarei. Ecco, questo sono non so neanche chi me l'ha fatte sinceramente queste immagini, a mia insaputa, molto probabilmente qualcuno dall'altra parte dello stabile, e si vede insomma ecco, che è un palazzo importante, storico, e ho cercato di togliere, ho tolto tutto quel muschio, quella cosa là. Quindi queste immagini si riferiscono a quante settimane fa? Bah, circa un mesetto fa. Sono uscite solo in queste ore Sì, sostanzialmente. ma guardi, io le dico, non è la prima volta. 2 anni fa il monumento dei caduti, che è stato quella volta inaugurato e voluto da mio bisnonno Augusto, che era sindaco e podestà, io 2 anni fa con l'idropulitrice mia, tra l'altro, perché quella del comune non funzionava, mi sono pulito anche il monumento dei caduti. L'ho fatto con orgoglio e rifarei anche quello. Quindi lei ne va fiero. Se la chiamiamo sindaco Spazzino, lei non... No, non mi offendo assolutamente, credo di aver dato anche degli esempi ai nostri dipendenti, e io vengo fuori anche da una situazione veramente critica, l'ho segnalato anche al prefetto, perché abbiamo reduce in questi 6 anni del mio mandato, questo è il mio secondo mandato, ho avuto 6 pensionamenti di persone impiegati che lavoravano là, pensi da 40 anni, quindi con un'esperienza importante. E guardate, assumere un dipendente comunale è come costruire un inceneritore in centro paese, è una burocrazia, una fatica, una cosa immane. Per i comuni piccoli come il nostro è un sacrificio, per gli amministratori e i colleghi veramente, veramente difficile. Ci proviamo e ci sono delle leggi, delle dinamiche che non agevolano, anzi danno ancora complicazioni in questo. E quindi lei ha preso carta e penna, utilizziamo questo termine un po' desueto, e ha scritto al prefetto. Sindaco, le chiedo cortesemente di guardare la telecamera 1, quella davanti a lei. Eccola. Scusate. Quindi lei ha scritto al prefetto, e facendosi anche portavoce delle istanze di tanti altri colleghi. Tanti altri colleghi, certo. E io ho scritto questa carenza. Guardi, mi ha risposto il capo di gabinetto, gentilissimo, il prefetto lo conosco, siamo stati anche a Motta a una cena conviviale alla consegna di Oli Santi, era diciamo il periodo dell'apparizione della Madonna dei Miracoli di Motta. Abbiamo cenato assieme un paio di ore, una persona che conosce il territorio, una persona che ha a cuore il suo territorio, ma comunque anche loro mi hanno risposto: caro sindaco, porti pazienza, abbiamo gli stessi problemi anche noi in prefettura, però dobbiamo cercare di risolverli. Le faccio un esempio, se posso, se ho un attimo. Io ho, non so, il responsabile, non il responsabile, l'impiegato dell'ufficio amministrativo, che ha fatto un concorso in provincia di Treviso, era una bravissima persona, lo ha vinto, si è avvicinato anche a casa. Io adesso quel posto là devo tenerlo comunque fermo per 6 mesi, nel senso che se questo impiegato fra 4 mesi e 29 giorni mi chiede di rientrare, lui può farlo. Capisce che se io devo assumere chi vuole venire a Meduna a prendere quel posto là, ci pensa su un sacco di volte, perché comunque
risulta un posto precario. Certo. Questa è anche una delle difficoltà. Anche poco attrattivo. Resti con me sindaco, ho un altro sindaco in linea, Massimo Maganin, primo cittadino di Revine Lago. Buongiorno Maganin. Grazie per essersi collegato nonostante le difficoltà, so che lei è in movimento, quindi le rubo proprio qualche minuto, ma di Revine Lago e non solo di Revine Lago, in questi giorni si parla parecchio per lo sciame sismico che sta interessando la zona, Revine Lago, Tarzo, Refrontolo e l'area del Vittoriese. Qui c'è un grafico che riguarda proprio l'andamento della magnitudo negli ultimi 90 giorni nell'area di Revine Lago. Quindi sindaco, le chiedo quanto c'è da preoccuparsi e che cosa sta accadendo, lei che cosa ha capito? Allora guardi, sì, non si può nascondere che c'è stato un aumento degli eventi sismici soprattutto da lunedì 16 giugno, quindi da questa settimana, ma tendenzialmente è dai primi di marzo che i sistemi hanno cominciato a registrarne quasi quotidianamente. Quindi allora, diciamo che l'intensità di questi fenomeni è fortunatamente, guardi, non vorrei neanche dirlo, molto bassa, perché andiamo ad una magnitudo di 2.2-2.3 al massimo, con profondità 9-10 km come zona di epicentro. Cosa fare? Pregare che non succeda perché il terremoto nessuno lo può prevedere. Ricordo che siamo stati classificati dalla Regione Veneto, zona sismica 1, più precisamente dai primi di marzo, ora non ricordo, 9-10 marzo del 2021, con una delibera di giunta regionale dove appunto noi, Vittorio Veneto, Fregona, Tarzo, Tambreo, Chiesa del Pago, Borgo Valbelluna, siamo stati declassati in zona 1, che appunto è la più pericolosa. Mi sentite? La sentiamo forte e chiaro. Prego. Niente, lei mi chiedeva cosa ho capito io. Io ho capito questo, che sono in aumento queste scosse, non saprei dirle ora come ora se possono essere scosse di assestamento o quant'altro, o se può centrare tutto il periodo piovoso, perché è da mesi che piove. Se questo può aver influito in qualche modo, non credo, però non è la mia materia e è una materia complessa. Ecco, lei sindaco però so che sta in qualche modo predisponendo un vademecum. Sì, è un piccolo vademecum, è quasi pronto, è un vademecum comportamentale che va a spiegare alle persone che numeri contattare, come ci si deve comportare in caso di calamità, tra queste calamità anche gli eventi sismici. Quindi lei sta predisponendo un vademecum, se ne sta occupando lei personalmente? Da quello della Regione Veneto e... Ok. Mi sento male, vi sto perdendo. Sì, no, solo per capire, se ne sta occupando lei personalmente di realizzare questo vademecum? Me ne sto occupando io, sì, e poi verrà distribuito appena è pronto alla cittadinanza. Lo distribuiremo come facciamo con qualsiasi altro volantino o qualsivoglia. Quindi possiamo dire, sindaco, che il comune di Revine Lago si sta interessando della questione, l'allerta c'è, nessun allarmismo per carità, ma è un fenomeno che va monitorato e lei stesso, mi corregga se sbaglio, sta appunto redigendo un vademecum interessando tutte le persone coinvolte. Certo. Va monitorato e nessun allarmismo al momento, e spero anche che neanche in futuro, però signori, siamo zona sismica 1 e non possiamo farci nulla. Allora sindaco, io la lascio ai suoi impegni, certo. La ringrazio davvero per essere stato con noi, perché anche in redazione abbiamo ricevuto delle telefonate, quindi c'è una certa apprensione, quindi grazie Massimo Maganin, sindaco di Revine Grazie a voi, scusate il collegamento, ma sono
sono in una città fuori da una stazione dei treni. Abbiamo Vi compreso ringrazio. benissimo, grazie. Grazie, buona Sindaco giornata, Maganin. saluti. Ecco, perché noi qui stiamo parlando di sindaci in prima linea, quindi abbiamo qui Pitton che fa lo spazzino e quindi si occupa di mettere a posto, insomma, le piazze, i monumenti, il sindaco Maganin che comunque anche si sta impegnando per realizzare un vademecum per appunto questa emergenza, quindi veramente parliamo di sindaci in prima linea che devono poi anche, soprattutto nei piccoli comuni, far fronte a quella che abbiamo definito una carenza di personale cronica. Di questo stiamo parlando. Sì, assolutamente. Io, al di là magari di tagli che arrivano comunque in comune, quindi la gestione anche economica, che noi fortunatamente, usufruendo anche di qualche contributo importante ministeriale legato ai comuni di confine, essendo Meduna di Livenza uno dei comuni di confine, quindi come opere fortunatamente noi ne stiamo facendo e le dobbiamo anche ultimare delle altre. Il problema è proprio quello dei dipendenti, è uno degli aspetti cronici che vivono i comuni delle piccole entità come il nostro, insomma, ecco, dipendente pubblico ha grosse difficoltà anche a reperire e soprattutto questi macchinismi così fatti in maniera burocratica creano veramente dei danni irreparabili e fai fatica a trovare il sostituto, veramente difficile, hai le mani legate. Noi adesso, Sindaco, resti con me perché poi voglio farle commentare alcuni fatti di giornata. Noi adesso rimaniamo a nord-est e vi parliamo di un comune un po' più grande, il comune di Bassano, soprattutto il centro storico di Bassano che si prepara a vivere un periodo di grossi cambiamenti, una vera e propria rivoluzione fra cantieri annunciati dal comune e nuove zone a traffico limitato. I commercianti sono in attesa, facciamo il punto con Mirko Cavallini. Buongiorno da Bassano del Grappa con Renzo Rigona alla parte tecnica. Alle mie spalle c'è il ponte Ferracina, ponte che sarà interessato da un cantiere di rifacimento, 100 giorni di lavori a cominciare da lunedì 23 giugno con conseguenze su tutta la viabilità interna della città di Bassano. Come c'è Alberto Borriero, presidente dei commercianti di Bassano. Partiamo, presidente, dalla tempistica delle comunicazioni tra il comune e voi, tra voi e i vostri associati. Noi siamo stati convocati martedì 10 giugno per capire un po' l'intervento e quindi l'amministrazione ci ha spiegato tutte le varie modalità di intervento e già lì abbiamo dato delle opinioni e delle soluzioni che magari non erano state prese in considerazione. Quindi da lì abbiamo indetto subito una riunione con una comunicazione 2 giorni dopo per poi trovarci giovedì di questa settimana per spiegare nello specifico l'intervento. Allora, l'intervento nel pratico va a tagliare un po' l'asse nord-sud di Bassano e presenterà dei problemi viabilistici per i carichi o scarico merci delle nostre attività. Quindi abbiamo questo calendario piuttosto lungo purtroppo e quindi da lì ci stiamo organizzando, abbiamo presentato al Comune delle soluzioni che magari possono essere ascoltate e possono mitigare queste problematiche che si andranno a creare. Parliamo di una zona, per chi non conosce Bassano, che è ovviamente in tanti punti a senso unico, con le piazze interessate dal mercato 2 giorni a settimana, il giovedì e il sabato, e con poche alternative di fatto. In realtà la viabilità del centro storico è questa da anni, quindi difficile muoversi. Tuttavia la ripercussione sul traffico sarà sul Viale delle Fosse e discesa Brocchi, che da quello che ho sentito nelle ultime ore sarà anche quella interessata da un altro intervento viabilistico. Quindi da lì parte una riflessione che ormai è matura. Abbiamo vissuto già l'anno scorso i disagi del rifacimento del ponte nuovo, e 2 anni fa, scusate, del ponte nuovo, e quindi ragionare su
quel piano Mar fermo nel cassetto da ormai quasi 40 anni e la doppia circolazione di Largo Parolini, insomma siamo tutti d'accordo che la viabilità nei ridossi del centro storico sia veramente molto fragile e ha bisogno di essere rivista. Ora è il momento giusto per fare dei grandi ragionamenti e pensare a una città che possa entrare nel futuro. O tornare al passato, no? Quando Largo Parolini era a doppio senso, perché c'è questo anello, un po' come funziona a Treviso, che gira intorno al a una parte del centro, ma di fatto a senso unico. Quindi voi invocate una revisione più generale, uno sguardo più ampio sulla città? Certo, perché se fra 100 giorni il problema si risolverà come ci hanno promesso, non sappiamo se nel frattempo venga creato un altro cantiere in un'altra posizione, perché anche quella è la problematica che abbiamo riscontrato. Non sapere i grossi interventi oppure gli interventi con forte impatto sul nostro tessuto economico e sulla viabilità, non saperlo in grande anticipo, perché paradossalmente alcuni colleghi che magari possono ragionare su dei periodi di ferie oppure di rotazione del personale magari avrebbero potuto approfittare proprio in questo momento dove un calo fisiologico del traffico ci sarebbe stato. Insomma, è un'estate calda che inizia proprio con questo 21 di giugno, non solo dal punto di vista delle temperature ma anche del dibattito. Grazie Alberto Borriero, buon lavoro, a voi la linea. Grazie Mirko Cavallin, un flash da Treviso Today, risse, molestie, esercizi pubblici vietati per 2 persone. Il questore di Treviso Alessandra Simone ha emesso un provvedimento di divieto di accesso a 2 persone, un 30enne straniero e un italiano, che avevano creato disordini a Conegliano, quindi nella città del Cima. Continua la stretta della questura, è da giorni che vi stiamo dando conto di DASPO e provvedimenti restrittivi. 30 secondi di pubblicità, poi ritorniamo con Arnaldo Pitton. A fra poco. Di nuovo in diretta, ultime battute per questa prima edizione. Sempre con me il sindaco di Meduna di Livenza, rappresentante di Fratelli d'Italia, Arnaldo Pitton. Sindaco, io le vorrei far commentare le immagini che stiamo riproponendo da 1 ora e 20 circa, relative alla rissa che si è registrata ieri sera, poco prima delle 20, davanti alla caserma Serena tra Casier e Treviso. Sono immagini particolarmente violente che parlano di appunto una rissa tra migranti. Su questa rissa stanno facendo tutte le valutazioni del caso gli uomini della polizia. Pare siano tutti ospiti della struttura e non sarebbe il primo caso. Questa sera trasmetteremo anche altre testimonianze. Pare che da giorni, da un po' di tempo a questa parte, la zona sia particolarmente calda. Una sua reazione a caldo? Guardi, io non mi stancherò mai a dirlo, queste immagini fanno girare le balle veramente, perché su un paese civile nel 2025 non dovrebbero succedere. Però il problema è sempre questo, lo abbiamo visto sulle cronache di alcuni giorni fa. Viene ucciso un carabiniere, dei poliziotti trovano il delinquente, va a uno scontro a fuoco, lo feriscono, abbiamo capito che muore dopo, vengono inquisiti, indagati i 2 poliziotti. Lo trovo una cosa di una vergognosità allucinante che non dovrebbe neanche esistere. Che ci sia dei controlli, capire le dinamiche ci sta, ma andare a indagare chi difende la legge a 1.400 euro al mese lo trovo vergognoso. E dico questo perché? Perché poi ci sono le leggi. Lo stesso discorso, i dipendenti pubblici non puoi assumere perché ci sono delle leggi complicate, le abbiamo anche qua, la riforma della giustizia. Dico perché arriva là i carabinieri, li arrestano, magari ne prendono 4 o 5 i più diciamo delinquentelli e quelli che hanno istigato ai primi atti di violenza,
ci fanno 24 ore di carcere e il giorno dopo sono di nuovo in piazza a fare le stesse cose. Questo su un paese civile non può più succedere, perché hanno il sentore, questi delinquenti, che hanno comunque dalla sua parte la libertà, diciamo così, o chi comunque li difende, e questo non va bene. Ci vuole le regole certe, anche una forma di educazione, di integrazione, ci mancherebbe altro. Chi non si integra, chi non rispetta le leggi che si trovano, va rispedito a casa sua, o perlomeno se ha 6 mesi o se ha un anno di carcere deve farselo. Questo è il problema che abbiamo in questo paese. Messaggio forte e chiaro, Sindaco Arnaldo Pitton, io la ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie. Noi ci aggiorniamo spesso, lei è un primo cittadino sempre in prima linea, quindi grazie Pitton. Anche con la scopa. Anche con la scopa, abbiamo visto, con tutti i mezzi proprio a disposizione. Grazie Arnaldo. Grazie Pitton. a voi. Noi adesso vi raccontiamo alcune iniziative del territorio, partiamo da Roncade, dove c'è attesa fra poche ore la Notte Bianca. Tutto pronto per la Notte Bianca di Roncade, che sabato 21 giugno vedrà via Roma e le 3 piazze del municipio, Ziliotto e 1° maggio, invase da bancarelle e visitatori a partire dalle 18 sino a mezzanotte. Un'occasione per far vivere il centro del paese e dare una sferzata ai commercianti locali. È un'occasione per rilanciare il commercio, infatti quella sera lì ci saranno tutti i negozi aperti, i bar saranno in piazza, ci saranno spettacoli di danza, ci saranno molte attrazioni e pertanto vi aspettiamo a Roncade sabato sera. Tutte le attività commerciali saranno aperte, saranno in piazza, assieme anche a tutti i bar e i ristoranti del territorio. Ad accogliere i visitatori la storica villa prepalladiana conosciuta da tutti come il Castello. È un fantastico biglietto da visita per chi arriva in centro a Roncade. Ma la Notte Bianca non è l'unica iniziativa di quest'estate 2025 a Roncade. Ci saranno tanti altri eventi sia a Roncade che nelle frazioni, quindi vi invito a seguirci nei nostri canali istituzionali e nei nostri canali social per scoprire tutte le attività che si svolgeranno durante l'estate. Da Roncade a Possagno c'è una nuova mostra allestita nella Gipsoteca Canoviana. Nell'ala Gemin si possono ammirare le opere di Carlo Scarpa e non solo. Carlo Scarpa, attraverso le opere presentate alla Biennale, raccontato dai pezzi della collezione Gemin nell'omonima ala della Gipsoteca Canoviana. Un dialogo tra 3 artisti a Possagno da domenica prossima 22 giugno sino all'11 gennaio 2026, in un percorso che incrocia accanto a Scarpa anche nomi come Klimt, Calder, Morandi, Clede, Pisis e Martini, solo per citarne alcuni. Un progetto a 3, partendo da Carlo Scarpa, che è intervenuto qui a Possagno nella seconda metà del secolo scorso per un ampliamento che a oggi è considerato una delle più alte testimonianze dell'architettura museale appunto del secolo. Uno Scarpa che ha voluto omaggiare, che ha voluto celebrare il nostro scultore, che ha voluto omaggiare Canova, ma ancora il terzo protagonista è Luciano Gemin, allievo di Scarpa, collezionista, e con questa mostra riusciamo, attraverso le opere raccolte da Gemin, a raccontare Scarpa nella sua poliedricità. E intanto, parlando di spazi espositivi e aree museali, dal Comune di Possagno ci sono novità. Il nostro museo sta crescendo tanto, i numeri lo dicono, siamo passati da circa 40.000 visitatori pre-Covid, a ora stiamo attestando intorno ai 70.000, quindi questa crescita va sostenuta. Il sogno è quello di avere un nuovo ampliamento, come c'è stato appunto l'ampliamento Scarpa nel 57, come c'è stato l'ampliamento Gemin. Il sogno nostro è quello di avere un nuovo ampliamento che parli della contemporaneità, che parli del nostro tempo, e quindi magari attraverso un concorso di idee aprirlo ai grandi architetti del nostro tempo, proprio per avere questo nuovo spazio espositivo e seguire la crescita esponenziale del nostro museo. Questo dunque il nostro racconto, almeno fino a ora 13:28 di sabato 21 giugno, il racconto del Nord-Est. Rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno, ma il pomeriggio su Antenna 3 è ancora molto
lungo e ricco. Subito dopo la sigla c'è il meteo, poi Agricoltura Veneta con Lucio Zanato, alle 14 Cook Academy, la rubrica di cucina con Cristina Lunardini e Erika Liverani, e poi il film Le donne e il desiderio, un film del 2016, quindi un pomeriggio da non perdere su Antenna 3. Ringrazio dalla regia Renato Capoia e Marco Gagliazzo, grazie chiaramente a tutti voi per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata su Antenna 3.